Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Messina, calci e pugni all'ospedale Piemonte per accedere subito al pronto soccorso, arrestato un giovane di 20 anni. A Scordia, rabbia e dolore per la tragedia sul lavoro, costata la vita a un imprenditore edile precipitato da un balcone. I sindacati tornano a chiedere più controlli nei cantieri. Non ci sono scuse. A Caltagirone contro la violenza di genere si mobilitano in corteo gli uomini. Donne, non siete sole. A Catania, riqualificato il boschetto della Playa, ripristinati i giochi d'acqua del laghetto. Ci sono un parco giochi per bambini e decine di aree per picnic. Al Teatro Stabile di Catania è inaugurata la mostra dedicata a Giuseppe Fava. Sono un uomo di teatro, fino al 29 aprile. Calcio, il Palermo prepara la partita di Pasquetta al Barbera contro la Carrarese. Rientrano Ceccaroni, Segre e Nicolao. Il Catania gode di 2 giorni di riposo. Da lunedì tornerà a lavorare in vista del match di Potenza. Calci e pugni ben trovati nei pronto soccorso, ancora aggressioni in strutture sanitarie. A Messina un giovane di 20 anni è stato arrestato per un'aggressione al pronto soccorso nel presidio di emergenza dell'ospedale Piemonte. Francesco Triolo. Ancora aggressioni in un pronto soccorso, ancora a botte, finite con un arresto. L'episodio è avvenuto nella piena notte di giovedì scorso al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte di Messina, dove si è presentato un ventenne in forte stato d'agitazione. Pretendeva di entrare subito nella sala medica senza aspettare il proprio turno. Al diniego il caos e l'aggressione. Prima al personale medico in servizio, agli infermieri, poi alle guardie giurate intervenute per riportare l'ordine, quindi anche contro i poliziotti delle volanti arrivati nel frattempo dopo una telefonata al numero 112. Alla vista dei poliziotti però il giovane è andato ancora più in escandescenze, mostrandosi più aggressivo. Ha insultato pesantemente gli agenti e ci è voluto un po' per calmarlo e portarlo in caserma. Per lui sono scattate le manette in fragranza e dopo le formalità di rito il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e confermato gli arresti domiciliari. Ancora incidenti sul lavoro, a Scordia rabbia e dolore per la tragedia in cui ha perso la vita un imprenditore edile precipitato da un balcone. I sindacati tornano a chiedere più controlli nei cantieri e intanto si preparano alla manifestazione del 1° maggio che in Sicilia si terrà simbolicamente a Casteldaccia, dove, lo ricordiamo, hanno perso la vita diversi operai. Emanuela Corsi. A Scordia la comunità si stringe nel dolore per l'ennesima tragedia sul lavoro nella quale questa volta a perdere la vita è un imprenditore edile. Nunzio Mazzone, di 65 anni, è deceduto dopo essere caduto dal secondo piano di una villetta mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione in contrada Petraro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava sul balcone, privo di ringhiera, ha perso l'equilibrio per cause ancora da accertare ed è precipitato da un'altezza di circa 6 metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'elisoccorso del 118. Mazzone però sarebbe morto prima di essere portato a bordo del velivolo. La procura di Caltagirone ha disposto il sequestro del cantiere in attesa di decidere se verrà eseguita l'autopsia sul corpo dell'imprenditore. Oltre al cordoglio, i sindacati esprimono rabbia e indignazione per questa ennesima tragedia. Ancora una volta un'altra vittima nei luoghi di lavoro. Questa volta è un imprenditore di Scordia, ma non cambia, non si può morire per portare a casa un pezzo di pane. Quest'anno CGIL, CISL e UIL anche in Sicilia faranno il 1° maggio all'insegna della sicurezza dei luoghi di lavoro, per dire basta alle morti sul lavoro. Le istituzioni devono intervenire. Non è possibile che in provincia di Catania l'ufficio provinciale del lavoro vada avanti con pochissimi ispettori. Sta scoppiando di fatto l'ufficio non riuscendo a coprire i cantieri, che sono tantissimi. La sicurezza sul lavoro e la salute saranno i temi al centro delle celebrazioni del 1° maggio, con 3 manifestazioni dei sindacati che si svolgeranno in contemporanea in 3 luoghi simbolici del paese: Roma, Prato e Casteldaccia in Sicilia. Nel comune del Palermitano, ricordiamo, lo scorso anno 5 operai di una ditta in subappalto dell'AMAP hanno perso la vita durante i lavori ad un impianto fognario.
Avrebbe gambizzato un vicino di casa che si era rifiutato di nascondere della droga o armi nella sua abitazione sparandogli 3 colpi di pistola. È l'accusa contestata dalla Procura di Siracusa a un 22enne che è stato fermato alla squadra mobile della Questura per tentato omicidio e porto abusivo di arma in luogo pubblico. Le indagini della polizia hanno fatto luce sulla sparatoria del 30 marzo scorso e hanno accertato che la vittima la notte precedente si era rifiutata di nascondere dei beni illeciti, verosimilmente droga o armi, nella propria abitazione, venendo minacciato di gravi ritorsioni. La vendetta si sarebbe concretizzata la mattina seguente con l'esplosione di colpi di arma da fuoco che hanno colpito la vittima alla gamba sinistra. È sfociata in una violenta aggressione l'ennesima scenata di gelosia di un catanese di 28 anni nei confronti della fidanzata di 23. Dopo essere stata più volte colpita, la donna è riuscita a svincolarsi dalle grinfie del compagno violento per trovare rifugio dalla sorella, che poi ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato tramite il numero unico d'emergenza 112. Un corteo di uomini per dire no alla violenza contro le donne. La manifestazione è partita da Caltagirone, in provincia di Catania, su iniziativa del comitato Non ci sono scuse. Sentiamo Orazio Longo. Un fenomeno che non si può liquidare in termini come patologia, marginalità, ma che è purtroppo una normalità fatta di gelosia, ossessione, possesso, che diventa violenza. Sara e Ilaria sono solo le ultime 2 vittime di questa strage. Un corteo di soli uomini che incontra le donne. È quello che ha sfilato a Caltagirone su iniziativa del comitato Non ci sono scuse contro i femminicidi e le violenze di genere. Una carovana dietro a un lenzuolo bianco contro le parole vuote spese negli anni scorsi, spiega Luca Cultrera. Un grande no alla violenza di genere. Abbiamo sfilato nell'ultimo tratto insieme alle donne in corteo, insieme per cercare di costruire un futuro migliore. E questo è l'impegno del Comitato Non ci sono scuse, un impegno che diventerà anche una progettualità concreta. Il corteo degli uomini è partito da Piazza Risorgimento a Caltagirone e si è incontrato con quello delle donne sul ponte di San Francesco. Sono più parole, ma adesso devono esserci fatti. Non ci sono scuse, questo grande evento che ha portato in piazza finalmente gli uomini per una chiara presa di coscienza e un'introspezione che serva a far comprendere cosa noi dobbiamo fare per migliorare questa situazione. Rapina in trasferta a Torino, arrestata la banda cosiddetta di Palermo. 5 in manette viaggiavano dal capoluogo verso il Piemonte per svaligiare banche. Marco Gullà. In trasferta a Torino non per visitare la Mole Antonelliano o vedere una partita della Juventus, bensì per rapinare banche. 5 palermitani in trasferta sono stati arrestati dalla compagnia dei carabinieri di Piazza Verdi, la cosiddetta banda di Palermo. Tra i mesi di febbraio e marzo 2024 avrebbe commesso 2 rapine ai danni di filiali bancarie a Osasio e Moncalieri, con un bottino complessivo di oltre 110.000 euro in contanti. Per risalire la banda sono stati analizzati i filmati di video sorveglianza delle banche e dei comuni che stiamo vedendo in queste immagini. Eccoli mentre arraffano i soldi e li conservano in un borsone. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che i 5 viaggiavano separati per non destare sospetti e soggiornavano a Torino. Usavano auto rubate con targhe contraffatte e dopo le rapine si sono fermati a Torino, giusto il tempo di spartirsi il bottino che peraltro è stato per la maggior parte recuperato dagli investigatori nel corso delle indagini. E poi tornavano in Sicilia a bordo di un'altra auto non riconducibile a nessuno di loro. Oggi sono scattate le manette. La professoressa Floriana Calcagno di Campobello di Mazzara, arrestata dal Rosso dei Carabinieri e dallo SCO della Polizia nell'ambito dell'inchiesta sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, è stata sospesa dall'insegnamento. La donna, lo ricordiamo, è considerata una fiancheggiatrice del boss. E adesso parliamo del ponte di Pasqua. Sono iniziate le festività e Catania fa il pieno di turisti, sold out le strutture ricettive, in aumento anche i transiti all'aeroporto Bellini ed il sindaco trantino punta tutto sulla cultura. Tonino De Mana. Nonostante il caro voli, Catania si prepara alle festività pasquali con le strutture ricettive pressoché sold out e il trend in crescita vale anche per i ponti di fine settimana del 25 aprile e del 1 maggio. Dalle prime stime si prevede un incremento del 15% di prenotazioni rispetto allo scorso anno, un aumento che si registra anche per i transiti dall'aeroporto Vincenzo Bellini e registrato da gran parte dei motori di ricerca dei voli, posizionando lo scalo Etneo tra le prime 10 mete a livello internazionale. Catania, che si
candida Città della Cultura 2028 punta tutto sul turismo e sui pezzi pregiati. Da San Nicolò l'Arena all'anfiteatro romano di Piazza Sesicoro, riaperto lo scorso anno e ora gestito dal comune con un numero di tagliandi staccati che cresce di giorno in giorno. Anche per sostenere questa tendenza all'aumento delle presenze dei visitatori, il sindaco Enrico Trantino ha disposto che i musei culturali di competenza del comune siano aperti anche nei giorni festivi per accogliere senza soluzione di continuità i flussi turistici attratti dalle ricchezze artistiche di Catania. Lo stesso Trantino, che ha deciso di mantenere per sé le deleghe della cultura e del turismo, ha reso noto che a maggio tornerà a Catania il Chorus per 12 mesi in prestito a Lentini con un'eccezionale esposizione presso la sala dedicata della Pinacoteca Santa Chiara. E a Catania anche quest'anno è tornata la caccia alle uova di Pasqua. Centinaia di bambini in festa nel giardino Bellini. Emanuela Corsi. Via, buona caccia alle uova! Andiamo a cercare! La Villa Bellini di Catania torna protagonista per il terzo anno della caccia alle uova di Pasqua, un appuntamento tradizionale per i più piccoli da condividere con i loro accompagnatori. La competizione lascia il tempo che trovo, perché per giocare siamo qua. Stiamo cercando un uovo d'oro. Oltre 10.000 le coloratissime uova nascoste tra le siepi e i sentieri verdi del giardino Bellini. Quante uova abbiamo trovato? Ma sono tante o poche? Tante. Come ti chiami? Oscea. E quanti anni hai? 2. L'anno scorso ne avevo trovate solo 4. Quest'anno è andato. Anzi 3 ne avevo trovate. Quest'anno ti sei preparato bene. Guarda quante ne hai. Sì. Vuoi trovare anche quello d'oro? Sì. 3, 4. Boh. E quello d'oro l'abbiamo trovato? Ancora no. Tra le migliaia di uova il più ambito era l'uovo d'oro, che è stato conquistato da questa piccola partecipante e che si è trasformato in un vero uovo di cioccolato del peso di 3 kg. La caccia alle uova deve essere appunto un momento di amicizia, di inclusione. Amicizia perché poi i bambini non solo vengono con i genitori ma incontrano anche altri bimbi e cercare le uova gli permette anche di socializzare e di fare appunto amicizia con gli altri. Non solo divertimento ma anche beneficenza e solidarietà. Quest'anno abbiamo voluto dedicare la terza edizione ai bambini che non sono qui, quindi che sono in ospedale, in particolar modo l'ospedale Garibaldi di Nesima, e abbiamo creato il Curioso Uovo, che è un uovo di cioccolato. Chi lo acquista ovviamente contribuirà all'acquisto, quello che ovviamente ricaveremo, l'acquisto di attrezzature o giochi, saranno loro a dirlo, e quindi dare qualcosa anche ai bambini e alle famiglie che non sono presenti oggi. Tra i ragazzi che hanno guidato i bimbi nella caccia, anche i soci dell'associazione Futuro 21, giovani adulti con sindrome di Down che per un giorno hanno vestito i panni di animatori. Adesso una breve pausa e poi vi mostreremo il boschetto della Playa di Catania riqualificato. State con noi. È ricoverato con la prognosi riservata un pedone di 50 anni investito a Modica Alta nel Ragusano. L'uomo stava attraversando la strada quando è sopraggiunto un furgone condotto da una donna che lo ha travolto. E adesso vi mostriamo il boschetto della Playa, che è stato riqualificato e che oggi è stato consegnato alla città. Tutta l'area è stata ripulita, si tratta di circa 28 ettari. Fra le varie opere messe in atto sono stati ripristinati i giochi d'acqua del laghetto, sono stati allestiti tavoli da picnic e ci sono tanti giochi inclusivi. Marco Carli. Anche le tartarughe a godersi il sole del boschetto della Playa insieme agli amanti dello yoga e ai bambini che sfruttano i nuovi giochi inclusivi installati in una parte apposita dell'area di 28 ettari riqualificata dall'amministrazione comunale. È un ulteriore piccola nostra gemma che sarà fruibile dai nostri concittadini. Cura del verde, alcune potature che erano divenute essenziali e soprattutto abbiamo integrato con gli arredi. Adesso abbiamo tanti tavoli da picnic, almeno una trentina, tutti inclusivi, abbiamo integrato il parco giochi con giochi inclusivi, le panchine durante tutto il percorso del boschetto, abbiamo ripristinato il laghetto artificiale e infine i cestini, i portarifiuti che prevedono appunto la raccolta differenziata. Un bene che adesso va ovviamente preservato. Quello dipende solamente da noi cittadini, nel senso che ci vuole una diversa consapevolezza rispetto all'utilizzo del bene pubblico. Il nuovo boschetto negli anni salvaguardato anche dal corpo forestale, soprattutto dopo il vasto incendio del 2019, piace alla gente. Qua siamo col cagnolino, ci prendiamo un po' di sole,
un posto bellissimo e rivalutato il Boschetto. Sì, molto meglio, sì, certo, ci sono più giochi, mancano i bagni, però già è molto meglio, ci sono anche sedie molto di più. Bagni chimici, fa sapere l'amministrazione, saranno allestiti già dal giorno di Pasqua e nelle successive festività e domeniche. E a Pasquetta il Boschetto sarà invaso dai catanesi. Non so se forse l'unica cosa che manca è l'eliminacode, Massimo, perché qua ci sarà l'inferno, penso lunedì, tempo permettendo, devo dire. Al Teatro Stabile di Catania è stata inaugurata la mostra dedicata a Giuseppe Fava dal titolo Sono un uomo di teatro, fino al 29 aprile al ridotto della Sala Verga. Orazio Longo. Teatro e giornalismo, due volti della stessa medaglia nella vita di Giuseppe Fava, scrittore, giornalista, drammaturgo, sceneggiatore, ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio del 1984. Il Teatro Stabile adesso gli dedica una mostra dal titolo Sono un uomo di teatro, con bozzetti, videointerviste, locandine, opere, foto conservate nell'archivio del teatro e della Fondazione Fava. Un omaggio al suo lavoro, alla sua attività di drammaturgo, di giornalista, di scrittore, che hanno contribuito e favoriscono ancora oggi a sviluppare il pensiero critico nelle giovani generazioni contro un modo di pensare e di essere mafioso. L'esposizione ha il patrocinio della Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana ed è realizzata in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Fava, curata da Pier Lorenzo Randazzo. È proprio una sua intervista di Giuseppe Fava che dichiarava che sono un uomo di teatro in quanto sono un uomo di giornalista e sono un certo tipo di giornalista in quanto sono un uomo di teatro. Come abbiamo più volte sottolineato, le attività artistiche di una personalità di Fava non possono essere separate. Una mostra in occasione del centenario della nascita di Fava. E oggi per noi è bellissimo essere dentro il teatro, a ricordarlo in mezzo ai reperti dell'archivio della Fondazione, ai reperti del Teatro Stabile, e non solo fuori il 5 gennaio davanti alla lapide nel punto in cui è stato ucciso. Adesso ancora una pausa e poi il calcio, vedremo come si stanno preparando ai loro impegni il Palermo e anche il Catania. Ed eccoci al calcio, il Palermo si prepara per il match di lunedì, il giorno di Pasquetta. Il Barbera giocherà contro la Carrarese. La carica di Dionisi in sala stampa ha detto possiamo arrivare ancora quinti ma anche decimi. Rientrano Ceccaroni, Segre e Nicolao. Sentiamo Marco Gullà. La sconfitta di Bari brucia ancora, ma il Palermo è chiamato subito al riscatto. Lunedì, nel giorno di Pasquetta, al Barbera contro la Carrarese, i rosanero devono vincere per respingere l'assalto delle dirette concorrenti ai playoff. Oggi, conferenza stampa di Dionisi, il tecnico ha suonato la carica dicendo che non è troppo tardi per credere in qualcosa di importante. Dionisi ha sottolineato che la classifica rimane corta e a seconda dell'atteggiamento che avrà il Palermo in campo sarà possibile per i rosanero raggiungere il quinto posto, ma anche arrivare decimo in classifica. Che determiniamo tanto il nostro destino da quello che vorremmo, da quello che vogliamo, perché ad oggi la classifica dove siamo noi è molto corta. Se sbagliamo atteggiamenti rischiamo di arrivare decimi, ma abbiamo la possibilità di arrivare quinti. Poi questo non vuol dire che arriveremo quinti o arriveremo decimi. Oggi siamo settimi, non è la posizione dove all'inizio dell'anno saremmo voluti essere, ma ad oggi siamo lì e vogliamo rimanerci e migliorarci, però sappiamo che ogni partita è difficile, giochiamo contro una neopromossa, storicamente le neopromosse lo stanno dimostrando anche quest'anno in Serie B, perché la Serie B non è la Serie A. Buone notizie per il Palermo, rientrano infatti Ceccaroni e Nicolao pienamente recuperati dopo i rispettivi problemi fisici. Torna a disposizione anche Segre che ha scontato il turno di squalifica. Con questi recuperi Dionisi potrà riproporre l'11 che aveva battuto Salernitana e Sassuolo, confermato il modulo 3-4-2-1 con pochi dubbi di formazione. E il Catania non giocherà in campionato il turno pasquale, dunque sfrutta 2 giorni di riposo per poi concentrarsi sul prossimo impegno di campionato e sui play-off. Marco Carli.
Mantenere il trend e soprattutto la convinzione messa in mostra nelle ultime partite di campionato e anche la capacità di gestione del finale di gara è emersa a Cava dei Tirreni dopo i limiti evidenziati dallo stesso Toscano nella partita persa, l'unica delle ultime 10, in casa con l'Avellino. Il Catania dopo il turno di pausa continuerà da lunedì a preparare l'ultima partita della stagione regolare a Potenza, gara che Telecolor trasmetterà in diretta in esclusiva. All'andata i lucani si sono imposti al Massimino con il punteggio di 2-0 grazie ad una doppietta di Caturano. A proposito di bomber, il test che i rossazzurri hanno giocato con il Modica, squadra di eccellenza, alla fine dell'ultima settimana di allenamenti, ha visto il ritorno al gol su rigore di Inglese. Il suo stato di forma, apparso comunque buono nell'ultimo match con la Cavese, è fondamentale per i playoff. In rete nel 4-0 finale anche Lunetta di testa, Jimenez su punizione e Stoppa con un tiro di destro. In gol dunque attaccanti e trequartisti. A tal proposito Toscano studia una possibile evoluzione con 4 giocatori d'attacco contemporaneamente in campo. E c'è anche Guglielmotti che potrà tornare presto a dare il suo contributo nel finale di stagione. Il regolamento dei playoff e la rapida successione di partite ne fa un vero e proprio mini torneo a cui il Catania vuole arrivare preparato e convinto come nell'ultimo periodo. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata e buona Pasqua.